Sabato 20 aprile, 400 studenti in rappresentanza di 18 scuole medie della provincia di Padova hanno partecipato alla festa provinciale 1, 2, 3 volley. Presso le palestre Alpi e Romero di Limena, la FIPA di Padova ha allestito 14 campi, dove ben 58 squadre hanno giocato per l'intera mattinata. Arbitrati da compagni della stessa età, le classi delle scuole medie sono state suddivise in gironi. Una vera e propria festa, senza vincitori né vinti, e dove ogni squadra formata dalla propria classe ha potuto giocare almeno 6 partite. Possiamo dire che anche quest'anno sono stati raggiunti in pieno gli obiettivi educativi? Penso proprio di sì, gli obiettivi prefissati, aggiungendo che quest'anno è il 10° anno che facciamo l'1, 2, 3 volley, ovvero sia si può dire a questo punto che la manifestazione è consolidata e ha trovato negli anni un'accoglienza notevole nella scuola, anche perché la pallavolo, essendo uno sport con aspetti anche educativi evidenti, si adatta benissimo al mondo della scuola, e la scuola ha risposto, e la federazione ha il piacere di dare alla scuola questo supporto che permette ai ragazzi di prepararsi all'interno di una normale lezione scolastica e poi di avere anche uno sbocco che è agonistico, ma ancora con un livello educativo. Possiamo sostenere che nonostante le difficoltà che sta attraversando la scuola italiana, la partecipazione spontanea dei ragazzi non è mancata? Direi che i ragazzi sono uguali, nel senso che trovano la maniera di esercitare un'attività sportiva spontaneamente, come se fosse un gioco di strada quasi, nel senso che hanno questo tipo di organizzazione dà delle caratteristiche per cui i ragazzi possono giocare in maniera molto naturale. E naturalmente ci sono i più bravi e i meno bravi, quelli che si arrabbiano quando sbagliano e quelli che sono più ponderati, però dal punto di vista proprio della maniera di fare non trovo una differenza. Una cosa che vorrei accennare, alla quale invece vorrei accennare, è che nonostante che la scuola, questo è risaputo, sia in difficoltà piuttosto consistenti, anche quest'anno abbiamo avuto un'adesione di ben 18 istituti, che è il numero che normalmente negli ultimi anni abbiamo avuto. Questo significa anche che i professori e i dirigenti scolastici si sono impegnati per affrontare e dare la possibilità di questa attività nonostante le difficoltà. Un'ottima organizzazione supportata dalla società locale Pulpatarium. Sono molti anni ormai che cerchiamo di portare nelle nostre palestre manifestazioni legate all'ambiente giovanile e soprattutto mini volley o settore scolastico. Crediamo fortemente che il settore mini volley sia il futuro e il motore pulsante di quello che è la nostra attività, come quello della nostra società civile fondamentalmente. Ci è piaciuto essere gli apripista anche quest'anno con il Memorial Aranzato, l'ex torneo Halloween Cup che è anni che organizziamo. È un torneo di mini volley con cui apriamo la stagione mini volley insieme appunto alla federazione, il primo concentramento zonale, e tra l'altro fra una settimana lo chiuderemo con il concentramento su Prato, con il concentramento zonale nel Prato davanti alla Barchessa qui di Limena. Fondamentale l'impegno profuso dagli insegnanti per la riuscita della manifestazione, superando molti ostacoli operativi. Io credo che la scuola si mantiene veramente su quegli insegnanti che hanno una coscienza civica e che danno di più di quello che è richiesto normalmente a un insegnante, perché queste sono attività che sono al di fuori, non che siano contro, ma sono in continuazione, ma al di fuori dell'attività curricolare normale. E quindi si è visto che nel mondo della scuola esistono una serie di persone che pensano prima all'interesse dei ragazzi e dopo alle difficoltà alle quali vanno incontro. Un momento gioioso dove gli insegnanti esprimono pienamente la loro azione educativa. I ragazzi naturalmente sono felicissimi sempre di arrivare in questo momento. È un momento che loro preparano durante l'anno scolastico perché ci sono comunque gli incontri e quindi la fase di istituto. Arrivare qui è un momento conclusivo, è un momento nel quale loro possono confrontarsi con le altre classi di altri istituti, per cui è un momento importante. È un momento importante anche perché nonostante la competizione loro vivono la cosa in maniera molto serena,
e questo gli è permesso proprio dalla tipologia della manifestazione. La cosa infatti più importante di questa manifestazione è che permette a tutti i ragazzini, quelli che praticano già la pallavolo o quelli anche che per la prima volta hanno l'occasione di avvicinarsi a questo sport, di lavorare insieme. Diventa un'esperienza importante sia sportiva ma anche da un punto di vista scolastico, didattico e di vita. Le risposte positive dei partecipanti assomigliano al gioco dei perché. Perché è anche un modo per imparare divertendosi e giocando a pallavolo, che è anche il mio sport preferito. Perché è divertente e è organizzato bene e ti incontri con nuove persone a giocare. Per tutti alla fine una maglietta e un gadget ricordo.